Buongiorno e come sempre ben ritrovati con ore 13, siamo in diretta. Allora vi ricordo il numero per intervenire 0422 1626 798. E allora una puntata di inizio anno, siamo al 5 di gennaio, questa notte arriva la Befana, Panevi, la Veccia, chiamatela come volete, e arriva una Befana con una calza un po' pesantuccia per tutti gli italiani. Allora partiamo dal clou, dalla notizia che insomma un po' ci sta qui, questo bocconcino amaro delle tasse sui sacchetti bio. E allora è un inizio con questa tassa, poi c'è il pedaggio autostradale che aumenta, le utenze domestiche e insomma è una fila di perle non indifferenti. Di tutto questo ne parliamo con Federica Pietrogrande, Lega Nord, Padova, benvenuta. Grazie. Il piacere di avere in studio con noi Vanessa Camani, deputata del Partito Democratico. Buongiorno. E il piacere di avere in studio con noi Paolo Ormesi, presidente di Federconsumatori Venezia, a cui saranno fischiate molto le orecchie dal 1° gennaio 2018. Buongiorno a tutti. Allora, luce, gas, autostrade, trasporti, rifiuti, assicurazioni e servizi bancari, e su questo, come giocano a carte, la carta che si va sopra il mazzo è quella del sacchetto bio, il sacchetto della discordia. Luce più 5,3% nel primo trimestre del 2018, gas più 5% nel primo trimestre del 2018, pedaggi autostradali più 2,74%, ma pensate va molto male a chi deve fare la tratta Aosta-Ovest-Moget perché ha un aumento sul pedaggio autostradale del 52,69%, senza contare poi tutto il problema dei burri, dei formaggi, che anche quelli subiranno un aumento del 4%. Allora parto proprio da Paolo Ormesi. Ma i poveri consumatori, noi che tutti i giorni andiamo a fare la spesa o che tutti i giorni accendiamo la luce, adesso che stiamo guardando la televisione usiamo l'energia elettrica, ma perché ci arrivano sempre queste mazzate all'inizio dell'anno? Perché stiamo a casa e non possiamo protestare perché abbiamo freddo, siamo fermi? A questo dovremmo chiedere ai politici perché a me, io su questo c'entro molto poco. Quello che possiamo dire e quello che io posso dire in questo frangente è che sicuramente la situazione è abbastanza dura per tutti quanti quelli che devono utilizzare queste cose, perché è giusto quello che stava dicendo, è vero dell'aumento del 5,3% per esempio sull'energia, però teniamo presente soprattutto che questo aumento è fatto sulla media, per cui non è proprio così. Quindi per uno che consuma 2700 kW all'anno e solo ed esclusivamente con un contatore da 3 kW, se no poi i conti cambiano, quindi dobbiamo anche tenere presente questo, e la stessa cosa dicasi per il gas. Quindi le cose sono molto peggiori forse di quello che viene dato. I pedaggi autostradali, va male che abita da Aosta. Sì, quello che mi preoccupa molto per esempio è che non riesco a capire è perché nei pedaggi stradali non si capisce come, ma forse tutti non lo sanno, ma le concessioni autostradali non si sa perché, ma in Italia sono coperte dal segreto di Stato. Ma non doveva essere il concetto Ormesi che una volta che l'autostrada fosse stata tra virgolette autoripagata non doveva diventare ad uso gratuito o con un bollone da usare una volta all'anno? Ma infatti questo aumento non ha niente a che fare con l'inflazione, perché se andiamo dietro l'inflazione non esiste. Non sappiamo appunto perché è coperto da segreto di Stato, perché e dove verranno utilizzati questi soldi, quindi non si capisce se è un regalo. Mi dice che la vera Area 51 non si trova in Arizona, ma si trova ce l'abbiamo qua da noi. In Italia, la vera Area 51. Allora Ormesi, buttiamola là. Allora siamo partiti subito con questa polemica su questi sacchetti. Allora cari telespettatori, 0422 1626 798, se volete intervenire allora dite la vostra, se li avete già iniziati ad usare e a pagare. Abbiamo qualche immagine perché gli italiani sono un popolo divertente. Allora cosa succede? Che a un certo punto si scocciano e allora vanno al supermercato e non vogliono pagare i sacchetti bio, allora cosa vanno? Queste sono immagini recenti di 1 o 2 giorni fa, mela per mela, arancia, kiwi, banana, e per non pagare 60 centesimi. Intanto non era scritto da nessuna parte che l'Italia li dovesse far pagare, perché gli altri paesi non è che li pagano dappertutto.
ci dica Ormesi, questa è la verità. Allora, sul discorso del pagamento di... allora questi sotterfugi che vengono fatti purtroppo dobbiamo dire che non servono assolutamente a nulla, perché l'etichettatura viene fatta al momento dell'acquisto e quando si passa alla cassa comunque i 2 centesimi, i 3 centesimi al costo del sacchetto vengono addebitati. Lo stesso? Sì, perché altrimenti dovrebbe fare uno scorporo al momento della cassa, che non è, non è possibile. Ma se io compro un limone ci metto l'etichetta? Se lei compra un limone, purtroppo, siccome sulla cassa avviene viene automaticamente e dovrebbe fare uno scorporo, poi la cassiera, cosa che mai in linea di massima ho visto che lo fanno tutti. Quindi il discorso è che il sacchetto sulla frutta e verdura c'è dappertutto. Tengo però a precisare che questi sacchetti non dovrebbero essere utilizzati solo per frutta e verdura, ma anche per il pesce, per la carne, per tutte quelle cose. Ecco. Allora Ormesi, ci fermiamo che c'è una telefonata. Intanto, pronto, buongiorno. Buongiorno a lei e ai suoi ospiti, sono Michela e siamo da Annone Veneto, nella Venezia orientale. Buongiorno Michela. Intanto vi auguro, un po' in ritardo, auguri di buone feste a tutti. Volevo provocare ulteriormente la vostra trasmissione. C'è una parola che sentiamo sempre più spesso ed è meritocrazia. Io credo che questa meritocrazia esista solo a parole, se non per implementare le disuguaglianze, quelle disuguaglianze che poi chi ha meno deve pagare appunto con ancora tasse, balzelli e quant'altro. Che ne pensate di questa mia provocazione? Grazie, e allora, chi ha meno da pagare, che ha tanti figli, una famiglia, ha fatto i figli in Italia, mangia tanta frutta e tanta verdura, pagherà tante borsette bio Ormesi. Sì, poi teniamo presente una cosa, che il problema è molto ampio. Io personalmente sono anche d'accordo con l'utilizzo di borsette bio e che siamo d'accordo e che siano anche a pagamento, nel senso che meno ne usiamo meglio è. È che qui non c'è la libertà di scelta Però ieri il Ministero della Salute ha detto se voi andate con delle borsette affini a quelle che potete andare con le vostre borsette. E questa siamo di nuovo alla cretinata iniziale che dicevo, cioè se noi andiamo con la nostra borsetta, intanto chi controlla che la borsetta sia nuova, che non sia stata utilizzata, perché c'è un problema di inquinamenti, di cose. Poi siccome, torno a ripetere, sullo scontrino viene già immesso i 2-3 centesimi, cioè uno si mette poi alla fine... Sul concetto che la borsa sia riutilizzabile, lo sappiamo tutti noi che andiamo a fare la spesa, cioè ci arrivi a casa per pelo a fare la spesa, perché tra angoli e manici che si staccano, quelle borse vanno solo in pattumiera. Allora, non solo per fare la spesa. Vanessa Camani, questa cosa proprio ha dato fastidio a tantissimi italiani, e poi sono nate queste famose fake news che sarebbe un favore, no, all'amica di Renzi e alla signora che produce, che poi dice l'ha incontrata una volta nel 2011 alla Leopolda. Eccola qua, questa signora che ha una delle 150 fabbriche in Italia e produce sacchetti Io non sono mai stata alla Leopolda, quindi non l'ho mai incrociata. Vabbè, quindi non credo. È chiaro che gli italiani partono un po', insomma, un po' arrabbiati, sono un po' arrabbiati. La signora Michela di Annone Veneto parlava anche di meritocrazia, anche quella vogliono gli italiani col 2018. Quando fa comodo la vogliono, quando poi fa un po' meno comodo non la vogliono. Ma sui sacchetti di plastica io, non tento di fare un ragionamento senza voler come dire, sminuire la rabbia del consumatore. Allora, ragionamento, porti pazienza, me lo fa dopo la telefonata, perché questi qui prendono sulla cornetta, ci chiamano, di questi tempi sacri. Pronto, buongiorno. Pronto? Pronto? Sì, è lei, buongiorno. Sì, buongiorno, io chiamo da Scorzè. Da dove, scusi? Da Scorzè. Da Scorzè, provincia di Venezia, sì. Questa mattina al negozio di frutta e verdura ho pagato 3 sacchettini biodegradabili e prima di uscire volevo metterli nella mia borsa di stoffa e ho messo e mi ha detto di no, che non potevo metterli nella borsa di stoffa, ma dovevo comprare un altro sacchetto da 15 centesimi. Ma non è vero, no. E allora, signora, quindi sì, ho preso i miei sacchettini, sono uscita con i miei 3 sacchettini in mano, perché ho detto no, non voglio un altro sacchetto da 15 centesimi.
Ormesi, non è vero, No, signora? assolutamente. No, allora, l'utilizzo della borsa da casa fa parte, può esserci, non ci sono problemi. Quindi lei prende e i suoi sacchettini li mette dove vuole. Se dopo il commesso... se il commesso fa molto il furbo, chiamati di dovere, signora, perché questa è una furbata. Grazie. Allora, il ragionamento della Camera. Veloce, perché, per carità. Da cosa nasce questa decisione sui sacchetti di plastica? Nasce da una direttiva europea che non è che si sono inventati quelli della Commissione europea per fare un dispetto ai consumatori italiani o europei, ma che parte da un presupposto, e cioè che le borse di plastica, quelle che siamo tutti abituati ad usare in questi anni, abbiamo trovato ai supermercati, sono uno dei fattori più gravi di inquinamento a livello globale, sia come rifiuto, le immagini degli oceani con i sacchetti di plastica che non si decompongono è immagine nota, ma anche per come vengono prodotti, perché sono prodotti con un utilizzo importante di petrolio. Quindi l'Unione Europea, alla luce anche dell'accordo di Parigi, cioè di quell'accordo mondiale che ha impegnato tutti i paesi, eccetto Trump che in realtà Obama l'aveva accettato, poi Trump ha cambiato idea e ha disdetto anche quell'accordo, ma a cui l'Italia e tantissimi altri paesi europei ha aderito e che tutti i cittadini, anche italiani, hanno salutato come positivo, perché comunque la sensibilità verso l'ambiente è diffusa anche in Italia. Si è deciso di mettere un po' di ordine in riferimento ad alcuni elementi che sono determinanti alla produzione dell'inquinamento e quindi ai disastri ambientali. Quindi cosa dice la Comunità Europea? Dice che deve essere progressivamente inserito nel mercato, per quanto riguarda gli imballaggi dei beni commestibili, un tipo di sacchetto che sia più facilmente biodegradabile di quelli infatti attuali. ci sono delle percentuali, no? Nel 2018 deve essere il 40%, del 60% nel 2019, nel 2020 dovrà coprire l'80%, insomma ci sono tante indicazioni. Allora, l'Italia cosa ha fatto? Si è limitata a, come è obbligo fare in questi casi con le direttive europee, ma anche per convinzione, si è limitata a applicare la direttiva. Tra l'altro l'ha fatto come sempre in ritardo. Infatti abbiamo preso una sanzione? Non abbiamo preso una sanzione, c'è stata l'apertura della procedura di infrazione e attraverso un intervento rapido che ci ha consentito di inserire questo provvedimento dentro un decreto abbiamo evitato che dall'apertura della procedura si arrivasse anche all'erogazione della sanzione. Allora io devo prendere chiuda. No, vabbè, facciamo dopo. Porti pazienza. Eccoci qui, pronto, buongiorno. Buongiorno, sono Rossella di Treviso. Prego Rossella. Vorrei dire una cosa, io sono d'accordissimo sull'eliminazione dei sacchetti di nylon perché trovo uno spreco incredibile. Sono d'accordo sui sacchetti eco. Però allora, non so, io da casalinga sto dando una spicciola economia. La contarina so che regala i sacchetti biodegradabili per l'immondizie. Allora, invece di regalarli ai privati e poi noi dobbiamo andarli a comprare ai supermercati, perché la contarina non li regala ai supermercati o comunque con una piccola partecipazione? Un escamotage. A noi te li regala. Perché poi almeno così usiamo per il compostaggio dei sacchetti usati, non dei sacchetti nuovi, e che fanno un ciclo un po' più dici in maniera virtuosa, qualunque azienda che fa l'asporto rifiuti piuttosto che la sua, piuttosto che altri, potrebbero andare ai supermercati e questo non si può fare. Portate pazienza. C'è un altro elemento. Ricordiamoci che non si può fare, che è una legge che è stata convertita e che è una legge anche che va a sostegno del Sud, e questo dobbiamo ricordarlo, perché questi soldi dovrebbero andare tecnicamente. No. Allora, noi torniamo. Adesso io vi manca solo che oltre ai sacchetti le dico tutto quello che circola. Allora, noi torniamo dopo la pubblicità e diamo la voce a Federica Pietrogrande che ha il suo perché. Torniamo dopo.
Eccoci qui, 0422162678. Allora la signora Rossella di Treviso, che ha chiamato prima, ha detto, beh, perché lei, insomma, lei ha un'azienda di asporto, suppongo, rifiuti, ma perché non si mette in contatto con chi è nei supermercati, almeno si crea un circuito vizioso, un circolo vizioso, e così è virtuoso, anzi, che così, insomma, in qualche modo se ne viene fuori. Prendiamo la telefonata. Pronto, buongiorno, il sacchetto della discordia va tantissimo. Pronto, buongiorno. Pronto? Ecco, un uomo finalmente che va a fare la spesa, arrabbiato, pronto? Sì, ma no, volevo solo chiederle una cosa. Parlano tanto di direttive europee, europee. Vorrei sapere quanti e quali paesi europei adottano questo sistema dei sacchetti. Siamo stati i primi, siamo i primi, per fortuna, ma fortuna ecco, essere i allora primi. io adesso le faccio dare una risposta, grazie, e intanto auguri anche a lei. Allora, Federica Pietrograndi, intanto durante la pubblicità noi siamo andati avanti un po' col discorso perché è una cosa che ci interessa. Allora, insomma, lei... ci sono diversi ecco. profili sui quali io non sono d'accordo rispetto all'esponente del Partito Democratico. Allora, innanzitutto è sì vero che si tratta di una direttiva europea, ma noi siamo stati uno dei primi paesi che l'ha recepita. L'ha recepita diversamente rispetto ai paesi che già l'hanno recepita, cioè introducendo l'obbligo di pagamento, e non ha fatto nessun tipo di campagna informazione rispetto all'introduzione di questo obbligo da gennaio. Queste sono secondo me le tre problematiche. Dopodiché, che l'intento possa essere positivo, e cioè un intento sicuramente nobile, ecologico, è senz'altro condivisibile, ma poteva essere attuato in mille altri modi. Poteva essere non messo a pagamento il sacchetto, così come poteva essere imposto l'utilizzo dei sacchetti di carta che vengono normalmente utilizzati al mercato piuttosto che negli ortofrutta sotto casa, che mettono a disposizione dei sacchetti di carta che sono certamente molto più ecosostenibili e riciclabili rispetto a un sacchetto di plastica che comunque è inquinante, per quanto poco, perché quando si dice che è biodegradabile, significa che sì, certamente ritornerà quello che è la sostanza d'origine e quindi si estinguerà, ma in tempi molto lunghi, non oggi per domani. Inoltre, comunque, la circostanza che non siano stati avvisati i consumatori di questa introduzione dal 1° gennaio è evidente che ha scosso l'opinione pubblica, perché si tratta di un bene di consumo, la frutta, la verdura, il pesce, la carne, che ciascuno di noi acquista più volte nell'arco di una settimana e con più prodotti diversi. Quindi il problema non sono i 2 centesimi, ma è la modalità, il principio. Se si identificava una soluzione che invece potesse contemperare un'esigenza di carattere ecologico e un'attenzione ovviamente per l'ecologia, che credo che ormai sia condivisa da tutti, e comunque le tasche dei cittadini, quella era la soluzione. Introdurre per esempio l'utilizzo delle retine di plastica, quelle che possono essere utilizzate e fanno comunque traspirare, quindi non c'è un problema di contaminazione delle merci, piuttosto che, ripeto, i sacchetti di carta. C'erano diverse soluzioni che potevano essere prospettate. Quando uno va a fare la spesa, no? Questi famosi sacchetti da discordia sono questi sacchetti che hanno una pellicola insomma inferiore ai 15 micron, ma però il guanto è diventato bio? Assolutamente no, tanto più che questo obbligo di introdurre il guantino che noi usiamo, che ne trovi per terra, e gli imballaggi, molte persone adesso diranno, considerato che comunque la frutta io la pago rincarata come prima con il sacchetto, a questo punto prendo le banane già confezionate, le arance nella rettina e andremo ad introdurre ancora più rifiuti non riciclabili nel mercato. Cioè è un paradosso. Allora, l'unica cosa, signore, che siamo a casa, cerchiamo di non comprare non per nulla le robe che sono confezionate nel cellophane, perché ci sono questi famosi ftalati che fanno malissimo alla salute, specialmente dei maschietti. Ormesi, allora, ha sentito anche questo ultimo telespettatore che non ci ha detto il nome. Allora, questa direttiva europea, ma l'abbiamo subita, la subiamo in tutto? Insomma, la direttiva europea c'è, la direttiva europea prima o poi va ottemperata. Penso sia bello che un paese
per primo si adegui alle direttive europee, io lo ritengo positivo, soprattutto in questo campo. Sono d'accordissimo sul fatto che purtroppo si parli solo di borsette, perché il problema grosso in questi casi sono le confezioni che noi abbiamo. L'unica cosa che noi possiamo suggerire è di non andare a comprare la verdura e la frutta al supermercato, ma è una cosa però, che noi, come abbiamo noi visto diciamo da anche sempre. nelle piazze si sono muniti di materie. Però è vero quello che si dice, che io posso usare la borsa di plastica, ma posso usare anche un sacchettino di carta. E il problema è che nel supermercato, parliamoci chiaro, il dirigente del supermercato bisogna di vedere che cosa c'è dentro, perché altrimenti non avrebbe il costo, e quindi ha bisogno del sacchetto trasparente in cui si veda chiaramente cosa c'è. Mentre invece se io insomma mi sembra una cosa così meglio controllare che di sti tempi non si sa mai. Ed è chiaro quindi che il problema è in questi termini qua. È chiaro che se vado da un'altra parte possono usare qualsiasi altra cosa che non sia la plastica, che forse sarebbe anche bene. La signora di prima ha detto no, il commesso mi ha detto che devo mettere questo poi dentro un altro sacchetto. No, non è un sarcofago tipo Tutankhamon che va il sacchetto nel sacchetto, no, tu compri questi sacchettini, ci metti la frutta, poi te la piazzi dove vuoi, se hai la tua borsa di tela, la tua bella borsa di plasticone che ti ha venduto il supermercato fino al 31 dicembre col suo marchio. Vorrei solo dire che noi oggi, secondo i dati di Assoplastica, abbiamo qualcosa come 10 in Italia, 10 miliardi di sacchetti all'anno, quindi non è una cosa da poco, e sono 100 miliardi di sacchetti in Europa, quindi credo che da questo punto di vista possiamo anche tenere presente che il problema esiste, cioè non è una cosa secondaria. Dobbiamo tenere presente che il costo secondo Assoplastica si parla di qualcosa come un totale di 150 sacchetti a persona in Italia, che verrebbe a costi abbastanza contenuti, però teniamo presente che quando fa la media anche con bambini appena... Cioè, io così in modo concreto direi che il costo all'anno potrebbe essere intorno, no meno, sui 35-40. Perché sono circolate voci dai 4 euro dopo ognuno può scrivere quello che vuole, fare quello che vuole, però i conti che sono fatti sono intorno ai 30 e 40 euro. Dopo chi fa? In farmacia adesso è se la fanno pagare, anche in farmacia. Non c'entra niente però con questo, non c'entra niente con questa roba qua. Il primo dell'anno me l'hanno fatta pagare. Lo saprà senz'altro un onorevole, la normativa introduce l'obbligo al pagamento anche ai sacchettini di plastica della farmacia. Questo lo so perché l'altro giorno andando a prendere due farmaci il 1 gennaio precisamente, e lei le metto, la devo far pagare per la normativa, tanto che mi è stato detto se lo mette in borsa che non ha senso. Prendo la telefonata, i 30 euro dopo cerchiamo di distribuirli anche in tutte le altre utilizzi. Prendo la telefonata Ormesi, prendo la telefonata, però secondo me la peggiore abitudine in italiani sono queste bottigliette di plastica, no? Siamo il paese dell'acqua che sgorga, ci ha chiamato una signora Scorzè, non dico nulla, però siamo un paese che ha sempre queste bottigliette di plastica, abbiamo delle acque meravigliose e beviamocele dal rubinetto che non muore nessuno, l'acqua del sindaco. Pronto, buongiorno. Buongiorno cara. Prego. Io mi chiamo Adriana, telefono da Montebelluna. Buongiorno Adriana. Sapete che io non ne faccio un problema per questi 2 centesimi dei sacchettini, perché ci sono cose molto più importanti, poi ci mettono tasse che non ce ne accorgiamo neanche, magari di 10, 20, 30 euro, anche perché le persone si devono abituare a non sperperare, perché i sacchetti di plastica sono nocivi per l'ambiente e per tutto, e questo bisogna fare anche un ragionamento di questo genere, non fare una trasmissione, ne ho sentite di tutti i colori, soltanto per questi 2 centesimi, cioè ci sono cose che anche molto più importanti, e questa è per sensibilizzare le persone a non buttare sacchetti, a non sprecare, ecco, nel senso, io se vado a fare la spesa molte volte adesso mi danno un sacchetto, io me lo metto tutto in uno e lascio a loro 2 sacchettini, perché a me sarebbero in più e sarebbero buttati via e per l'ambiente sarebbe nocivo. Grazie. Grazie Adriana, allora noi andiamo a fare la spesa, siamo bravi, andiamo col carrellino, vorremmo portarci anche dei sacchettini a casa e metterci la frutta, però non si può perché sennò... E allora...
No, però Vanessa insomma Camani. adesso io davvero mi pare complicato ci di sono fare una cose più discussione. importanti. No, ecco, ha ragione. ecco. Tra l'altro, due considerazioni. Perché si pagano i sacchettini? Guardi bene la Camera e lo spieghi bene. Intanto non è una tassa, visto che ormai ci piace parlare di tasse, non è una tassa. Perché si paga il sacchettino, peraltro con un costo medio calcolato da 1 a 2 centesimi? Uno può anche scegliere di andare al supermercato dove lo vendono a 1 anziché a 3, quindi impariamo anche a sfruttare questa forma di concorrenza. Perché si paga? Apposta. Lo indica anche la direttiva come uno degli obiettivi, proprio per contribuire a costruire nel consumatore la mentalità di quanto è il costo dell'ambiente. Non che prima non ce lo facessero pagare, non che prima dentro il costo non solo del mandarino, ma in generale spalmato su tutti i prodotti, perché prima i sacchettini del mandarino... Adesso ci fanno lo sconto del mandarino. Non l'ho interrotta, mi lasci... il sacchettino del mandarino lo si usava anche quando si arrivava alla cassa per mettere dentro i prodotti, i detersivi, per non mescolarli con... Quindi ne abbiamo sempre usati tantissimi di quei sacchetti, tanto che quando si va a fare la spesa e si prende il carrello, dentro si trovavano, penso ormai, quanti guantini, sacchettini presi in più e lasciati là. Quindi la discussione è la seguente: caro consumatore europeo, rispettare l'ambiente ha un costo, te lo hanno sempre fatto pagare surrettiziamente, adesso siccome vedi quanto ti costa rispettare l'ambiente, dovresti imparare ad adottare dei comportamenti più virtuosi e quindi siccome io alla fine dell'anno vedrò quanto ho speso e quanto mi è costato il rispetto dell'ambiente, in teoria dovrei imparare anche a evitare quei comportamenti non corretti dell'abuso delle bottiglie di plastica. Non potremmo mettere 3 centesimi sulle bottigliette di plastica, che forse dopo se vuoi le mettiamo anche su quella, dopo finisco. Sì. Così come il tema della campagna informativa. Nella legge è previsto che vengano attivate delle campagne informative, ma non è che lo può fare il governo italiano o il Parlamento italiano, lo fa, nella legge si prevede che lo faccia l'autorità che si occupa delle politiche del riciclo, ovviamente. La campagna informativa non deve servire per spiegare ai cittadini perché pagano il centesimo in più. Certo che la campagna informativa, a mio modo di vedere, continuo a sostenere che non ti ho interrotta, ma va bene lo stesso. A mio modo di vedere, la campagna informativa deve spiegare anche ai cittadini italiani come si rispetta l'ambiente anche quando si va a fare la spesa, perché mi piacerebbe pensare, lo dico alla Pietrogrande visto che così sembra che ne parliamo, mi piacerebbe pensare che il problema degli italiani è come poter rispettare l'ambiente e non perché benissimo. Pago questo però, centesimo in più. Se posso dire, il ragionamento può avere un senso quando il consumatore può scegliere, invece di pagare 2 centesimi, se mi fai finire adesso spiego il mio ragionamento, invece di pagare i 2 centesimi per il sacchetto, ti spiego che a livello per un mondo più sostenibile, per l'ecologia, è meglio che tu non lo utilizzi, fai a meno. Non è possibile fare a meno perché, come è dimostrato, non si può attaccare l'etichettina direttamente sul prodotto proprio perché comunque il costo viene addebitato già nell'etichettina. Allora, che alternative ha il consumatore? Ha soltanto quella di acquistare quel sacchetto e di buttarlo via perché non è riutilizzabile, può essere semplicemente usato per buttare la spazzatura. Ma è una questione di contaminazione, se tu ti rendi conto che sta facendo un ragionamento sensato, è inutile. Tu puoi istruire un consumatore quando gli dai un piano. Tu non utilizzare questo strumento, utilizza quest'altro che è più ecosostenibile. Qual è l'altro strumento? Utilizza il sacchetto o pagamento, non c'è un'alternativa. C'è la possibilità di scegliere di non utilizzare proprio il sacchetto, che secondo me sarebbe ancora più ecologico, munendosi, ripeto, di retine piuttosto che di sacchetti. Quando non lo pagavi potevi usarne 10. Ma allora, al di là del fatto che l'utilizzazione del sacchetto era obbligatoria perché, ripeto, la pesata doveva avere a che fare con il sacchetto, ma al di là di questo, non era pagamento, andava bene. Allora, questa cosa del pagamento è una grande bufala, perché se adesso andiamo a vedere i prezzi
prezzi del supermercato del mandarino prima e dopo l'utilizzo del sacchetto biodegradabile è il medesimo. Ma cosa devo fare? Obbligare per legge i supermercati non è ad che mi hai scontato il mandarino perché prima pagavo il sacchetto nel mandarino, non parlare col governo, quindi vuol dire che io adesso lo pago 2 volte il sacchetto, prima nel mandarino e poi a parte. Insomma, io il mandarino lo voglio che me lo dia gratis al supermercato perché è pieno di vitamina C, è inverno, senza confezione e anche senza semi e via. Allora 0422 16 26798, torniamo dopo la pubblicità, siamo qui. A dopo. Garantito. Ecco, siamo tornati in diretta 0422 16 26798. Allora, buona azione è salvare i nostri mari. Il problema non è la borsetta che vediamo o quella che abbiamo usato al supermercato, il problema sono le microplastiche che ormai sono entrate nel sistema, nell'ecosistema, che già ci stiamo mangiando, quindi è un problema molto serio. Allora, Federica Pietrogrande, lei dice, ma questo mandarino, abbiamo finito col mandarino il blocco, cioè lei dice almeno mi facesse un po' di sconto. Sì, ma il punto, ripeto, non è i 2 euro i 2 centesimi della borsetta, il punto non è il costo complessivo, perché certamente l'hai già detto in modo chiaro, noi nell'arco dell'anno a seguito dei consumi di luce, gas e autostrade avremo una spesa ulteriore media pro capite di circa 1 migliaio di euro. Quindi si calcola che una famiglia nel 2018 spenderà di più rispetto al 2017, 970-980 euro più quindi o meno. Senz'altro è questo, diciamo, il tema. Quello che secondo me è il punto è che i cittadini sono rimasti colpiti da questo tipo di disposizione legislativa che in realtà di concreto non è né educativa né formativa. Allora, o ha uno scopo ulteriore che mi sfugge, che è quello di agevolare la produzione di un certo tipo di materiale, oppure c'è qualcosa che non è stato esplicitato, perché ripeto, di comportamenti a favore dell'ecologia ce ne potrebbero essere tanti, fra cui si parlava proprio prima, la bottiglietta di plastica, gli imballaggi, le confezioni, cioè non era proprio quello, non è solo il sacchetto, è benissimo togliere i sacchetti, ma date delle opportunità che non siano quelle di acquistare quel sacchetto. Ma a lei piace la retina come quelli che vanno a funghi, perché se ci sono le spore che devono cadere, costa meno la retina, notoriamente, no? Per sempre, dovresti saperlo. Il diamante non è solo l'unica cosa che è per sempre, adesso c'è anche il sacchetto che è per sempre. Telefonata per casa, pronto, buongiorno. Pronto, buongiorno, Nadia da Treviso. Buongiorno Nadia. Buongiorno, io volevo fare il mio pensiero. Dica. Allora, si sono riempiti la bocca dell'aumento delle pensioni in base all'Istat. Allora, faccio un riferimento, mio marito ha percepeva 1200 rotti euro, quest'anno 7,82 euro di aumento, questo grande aumento. Allora, ci hanno rincarato la luce 5,3, ci hanno rincarato il 5% il gas, ci hanno rincarato le bustine perché le pagavamo stesso, facevano più bella figura se cambiavano da biologiche a quelle che precedenti e non ci facevano pagare niente, facevano più bella figura. È il fatto di averlo visto. Grazie signora Nadia. Allora Paolo Ormesi, la Pietrogrande dice è diseducativo comunque alla fine perché aumenteremo gli imballaggi, perché magari prenderemo il broccolo già imbustato, per di più ripeto con la pellicola che contiene gli ftalati che fanno malissimo alla salute, e quindi un po' il consumatore ce ne rimette in un certo senso, se non il portafoglio, forse un po' in salute, se continuiamo anche a comprare tutte queste cose imballate. Allora, io torno a ripetere che il discorso dell'imballaggio è un problema grossissimo che dovrebbe essere discusso e ridiscusso in toto.
e dovrebbe essere rivisto in toto, perché andare a togliere pezzettini un po' alla volta non so quando finiremo, forse mai. Dice che come togliere l'edera potrebbe crollare anche il muro, sì, appunto, quindi bisogna fare molta attenzione e capire di cosa si fa. Una sola cosa, prima si parlava dei farmacisti, vorrei solo leggere la legge, perché la legge dice che è utilizzata per il trasporto di merci e prodotti a fini di igiene o come imballaggio primario in gastronomia, macelleria, pescheria, ortofrutta e panetteria. Quindi se i farmacisti fanno come il commesso, che bisogna comprare un'altra borsa per mettere dentro la borsa, cioè non è così, perché la legge non prevede che i farmacisti non vendono farmaci scusi. Vabbè, ma non credo, non esiste. Quello che invece mi interesserebbe riprendere è il discorso sugli aumenti che ci sono. Gli aumenti che ci sono, soprattutto quelli energetici, terrei precisare, sono pesanti, ma soprattutto dobbiamo tenere presente una cosa importantissima, che tutti gli aumenti che sono fatti, soprattutto quelli della luce, non sono dovuti a un aumento del costo dell'energia elettrica, ma sono dovuti soprattutto all'aumento di quelli che vengono chiamati gli oneri di sistema. Cioè quelli che riguardano il trasporto, quelle cose lì, quindi quello che riguarda, perché noi con la bolletta elettrica sovvenzioniamo le ferrovie che non sono più dello Stato, ma continuiamo a sovvenzionarle, non si sa perché. Continuiamo a fare il bonus elettrico per energia, il fotovoltaico che è stato dato, e sappiamo che non è stato poi solo il fotovoltaico, perché noi parliamo di fotovoltaico, ma ricordiamoci che la legge prevedeva tutti quelli che non usavano poi il petrolio, quindi i grandi impianti a gas, cioè lì c'è stato un po' di quello che è stato. E quello che mi preoccupa, soprattutto da un punto di vista di consumatori, è il fatto che oggi esiste un bonus energia per le famiglie in difficoltà. Allora, io guardo solo le statistiche e quello che mi impressiona è questo. Allora, secondo quello che abbiamo, quindi secondo i dati dell'Istat, in Italia ci sono 1 milione e rotti di famiglie in stato di povertà assoluta. Questo sì. Allora, poi io vado a vedere, secondo l'autorità energetica, quanti fanno richiesta del bonus energia, e siamo a 668.000 famiglie. Allora, qui la cosa mi preoccupa, io qui non riesco a capire, è perché non glielo diciamo che esiste, la gente non lo sa, è perché non esistono tutti questi poveri ed è solo evasione fiscale? È perché, cioè io questo me lo devo chiedere. Forse non è perché se uno è così povero che non ha il computer e altre cose, magari non ne viene a conoscenza. È drammatico se è il fatto che il consumatore sia per il gas sia per la luce si può fare la richiesta del bonus energetico. All'appello 600.000 unità circa. Sì, più di 600.000 famiglie, che vuol dire circa facciamo 4 milioni di persone, che non si capisce una media di 4, dove siano finite. Dopodiché noi abbiamo molto da ridire su come si fa il bonus. Allora, su quello ci torniamo, perché quella è un'altra vita. Però dobbiamo tenere presente che il bonus prevede che fino a 4 figli a carico ci sia un tetto, e poi scatti dei 4 figli un altro tetto, si parte dagli 8.000 euro dell'ISEE ai 20.000. Chi ce l'ha 4 figli? Ma voglio dire, ma fino a 4 figli farlo a scalare, e soprattutto che gli 8.000 euro sono un po' pochini. Però questa è la telefonata. Pronto, buongiorno. Sì, buongiorno. La domanda è semplice. Cioè, gli italiani, visto che sono un po' ignoranti e gli fanno pagare questi sacchetti, una volta che hanno imparato a non essere più ignoranti, toglieranno la tassa secondo voi? Non è una tassa. Chiamala come vuoi, se anche non è una tassa è sempre a pagamento qualcosa. E dice, una volta che saremo virtuosi, si chiede, ma diventeremo più bravi? Allora, Camani, perché sinceramente io non vedo tutti questi carrelli pieni di sacchetti in giro. Io sì, però mi sembra, insomma. Io lo vedo, ma basta vedere nel carrello della spesa, quando lo si prende, chi va a comprare frutta e verdura a sacchetti ne fa un mucchio, perché secondo me sì, dopodiché fagiolini, broccoletti, anche perché ti obbligano a usarne uno per ogni prodotto, altra cosa. Ma che alternativa c'è? L'obiettivo è quello. Allora si fa istruzione, non si fa il pagamento.
Scusi tanto. Come si diceva prima, no? La ringrazio intanto, grazie per averci chiamato. Dica, È come si diceva prima, quando non erano a pagamento andava bene tutto, nessuno si poneva il problema di quanti sacchetti, se inquinavano o non inquinavano. Adesso che sono a pagamento, tutti che dicono ma non solo ne vorremmo usare meno di prima, ma proprio non li vorremmo neanche più usare. Allora il tema non è perché hai una sensibilità ambientalista, ma perché costa, e allora vuol dire che sta funzionando. Come sempre mettere mano al portafoglio degli italiani funziona come la cintura di sicurezza. Mi collego con questo stesso ragionamento alla questione degli aumenti di luce e gas. Intanto, a titolo di cronaca, diciamo che gli aumenti di luce e gas non li definiscono i politici, come ho sentito prima, no, non mi rivolgo a lei, il governo, il Parlamento, ma l'autorità per l'energia, quindi insomma è un'autorità indipendente dalla politica che definisce sulla base di una serie di parametri quanto costeranno, quanto saranno le tariffe dell'anno successivo. Il riferimento a luce e gas è esattamente la stessa dinamica dei sacchetti di plastica. Luce più 5,3 ha detto, gas più 4%, più 5%. Pedaggi autostradali più 2,74. In particolare per il gas, per il quale praticamente tutto l'aumento è imputabile a questa causa, ma anche per l'energia, praticamente per i 2/3 dell'aumento. Qual è la ragione per cui aumenta luce e gas? Che non è ovviamente esclusivamente una questione di aumento del costo della materia prima, per il tema degli approvvigionamenti, perché aumenta il costo del gas e dell'energia nel momento in cui aumenta i conflitti e le tensioni nei luoghi. Ti scoppia il gasdotto, come è capitato recentemente. Cosa succede? Cosa succede? Vorremmo avere degli approvvigionamenti più sicuri, ma magari anche più a buon mercato in Italia, ma poi quando si tratta di costruire l'infrastruttura nessuno la vuole sul proprio territorio. No, ora va bene, scusate, no, però scusi, tutto stoccaggio. Questi sono i dati. La faccia vedere alla telecamera. Questi sono i dati, se potete vederli. Questa è la vendita, cioè il costo dell'energia, che vediamo che dal 2009 al 2014 è calato, e vediamo come invece sono cresciuti gli oneri di sistema. Appunto. Questo è il problema grossissimo. Ma non è infrastruttura, sono le ferrovie dello Stato cosiddette e tutti gli altri costi, cioè questo è il problema grossissimo che noi abbiamo e che non vogliamo mettere sulla bolletta elettrica. Quindi se vogliamo ridurre la bolletta elettrica dobbiamo in qualche modo anche togliere, e qua è un fatto solo esclusivamente politico, mi dispiace, ma riformare quella che è la bolletta elettrica. Da cosa dipende l'aumento del 5,3%? In gran parte dagli oneri di sistema. E allora quindi come guardi, questo è, siamo a 15 miliardi. Gli oneri di sistema sono 15, ma questo è il 2014, e oggi sono cresciuti con il 2018. Questi sono i dati che io oggi gli oneri di sistema sono di 15 miliardi di euro. Bene, Pietro Grande, le do la parola subito dopo la pubblicità. 0422 16 26 798, andiamo anche noi in oneri di sistema. 0422 16 26 798. Allora il telespettatore di prima, l'ultimo che ha chiamato, allora anche la signora Nadia, no? Ha detto abbiamo avuto un aumento in pensione di 7,82 euro sulla pensione, poi il signore di prima che ha chiamato ha detto ma allora siamo molto ignoranti, e la Camera ha risposto dicendo ma non è una questione di ignoranza, è una questione di consapevolezza, no? E allora bisogna che diventiamo più consapevoli su quanto sporchiamo, su quanti imballaggi produciamo. Ma continuo a sostenere che se diciamo la spesa è devo acquistare 5 ortaggi diversi e necessariamente li devo mettere in 5 sacchetti diversi, non è che se ho maggior consapevolezza dell'ambiente posso scegliere di non metterli nei 5 sacchetti, sempre quelli sono. Mi spiego? Cioè il numero di sacchetti che io utilizzo oggi è lo stesso di quello che avrei utilizzato ieri, a meno che non decida di ridurre la frutta e la verdura. Inquinano di meno. Inquinano di meno, mettiamola così. Però voglio dire che non è che abbiamo reso più consapevole il cittadino, l'abbiamo solo reso consapevole del fatto che acquista dei sacchetti a pagamento più ecologici, ma questo non è un maggior atteggiamento nei confronti dell'ambiente, mi spiego?
No. Cioè, se noi vogliamo risolvere il problema, non è in questo modo, ritengo. Certamente la sostituzione aiuta, la sostituzione della tipologia di plastica utilizzata aiuta un'ecosostenibilità del sistema, e senz'altro, però ripeto, non è che in questo momento stiamo in qualche modo educando il cittadino ad avere comportamenti più virtuosi. Diverso sarebbe stato dirgli di utilizzare dei sistemi che erano ecologicamente più accettabili. Questo sarebbe stata un'educazione. Quando si dice metti la cintura di sicurezza per le sanzioni, ormai è diventato un gesto automatico di ciascuno che certamente sotto la pressione gli italiani lo hanno fatto più per paura che per consapevolezza, perché non hanno mai visto l'esito di un maxillofacciale, di uno scontro su un cruscotto o sul tuo volante, perché io l'ho visto, è impressionante. Allora, vedere un'immagine come quella campagna, una bellissima campagna che è stata fatta a Torino, mi ricordo nei primissimi anni 90, metteva gli esiti degli incidenti e dei traumi da persone che si schiantava in auto o senza casco, insomma quella era molto più efficace di metti la cintura e i 5 punti. Sì, ma poi comunque certamente ci sono strategie diverse per ottenere risultati diversi, però ritengo che questo non abbia nessun tipo di risultato se non quello di imporre, di creare, diciamo, una cosa che nemmeno viene recepita bene, quindi nemmeno diventiamo più ecologici, ci diamo proprio più fastidio e basta. Io prendo la telefonata, l'altro giorno sono stata al supermercato, il signore ha comprato i porri, ha dovuto mettere 3 sacchetti perché i porri erano così, il porro sembrava Tutankhamon, anche quello tutto fasciato. Pronto, buongiorno. Pronto? Pronto, buongiorno. Eccoci qui, dica. Niente, io volevo dare la mia testimonianza da cittadino. Deve parlare più forte perché non la sentiamo. Ho capito che vuole dare la sua impressione, ma... Io parlo da cittadino, tra parentesi, povero, nel senso buono, però vedo che questi politici, secondo me, ci stanno tartassando con tasse. Questa qui del sacchetto è una cosa ridicola, 2 centesimi sono pochi, però nell'insieme di tutti noi italiani che paghiamo 2 centesimi c'è, secondo me, mi prendo le responsabilità, c'è qualche politico che con questi 2 centesimi ci manda in cima. Dice qualcuno ci manda. È la cosa classica dei nostri governanti che hanno fatto fino adesso. Hanno messo il sacchetto, quest'anno hanno aumentato gasolio, assicurazioni, luce, tutto. Dunque per me dovremmo eliminare tutta la classe politica. Ma vabbè, è un buon proposito. 2 centesimi a rottamazione di un politico. Ecco, allora io la ringrazio per il suo punto di vista. Allora, Ormesi, la gente va ovviamente un po' in confusione, un po' si arrabbia. Il business del bioplastico in Italia è di 450 milioni di euro, sono 180 sacchetti a famiglia, il giro d'affari è di 400 miliardi per anno. È un bel giro d'affari, comunque si muove un po' di economia, mettiamola così. È un grande giro d'affari, e un'altra cosa che bisogna tenere presente è che neanche la legge del 2012 comunque, che già recepiva il fatto che ci fossero stati i sacchetti, viene poco seguita anche questa. Noi possiamo trovare, quando andiamo in giro, il plasticone celeste, i sacchetti non biodegradabili ancora perché? Perché esiste praticamente nulla di controllo. Una bella su questo dovremmo anche insistere perché sia fatto un controllo. Quindi insomma le richieste sono quelle di avere un maggiore controllo su questi sacchetti, sicuramente i commercianti dovrebbero essere più controllati per quando usano questi sacchetti. C'è un ente apposta, viene pagato anche, però che mi risulti, li ho visti poche volte per le strade a controllare, quindi anche questi soldi sono soldi che bene o male i cittadini e gli utenti tirano fuori e che dovrebbero in qualche modo essere questi misteriosi enti di controllo, il fantomatico Mister Prezzi, insomma, perché è vero quello che diceva Camani, la dottoressa Camani, però è altrettanto vero che il politico dovrebbe anche controllare comunque che gli enti funzionino, perché non gli si può lasciare solo in mano gli enti autonomi, quindi vabbè, sono autonomi, diciamo sappiamo che in riferimento ai sacchetti ci sono previsti nella normativa sanzioni precise fino a 100.000.
infatti le hanno prese allora, però, Camani, tutte le convince. nostre telefonate sono state anche parecchie, no? C'è chi ha detto io sono d'accordo, è giusto, più consapevolezza, c'è chi insomma ci rode un po', c'è chi fa attenzione perché gli ha detto l'ultimo, io sono veramente povero e questi 2 centesimi incidono magari sulla mia... Sì, a me è convinto, vanno ascoltate tutte le voci, ci mancherebbe, c'è massimo rispetto per le opinioni di tutti e gli aumenti cadono su tutti, non è che i politici siano esclusi dagli aumenti. Ecco, mi lascia un po' perplesso questo approccio per cui sembra che chi fa politica o chi governa si diverta a vessare i cittadini, no? E quindi si diverta a mettere le tasse, a fare gli aumenti. Ora ci sono dei meccanismi che ovviamente difficilmente sono gestiti a livello politico. Dove può agire la politica? Ne parlavamo, abbiamo fatto un riferimento anche prima, a condizioni date, mettere nelle condizioni i cittadini più fragili di avere gli strumenti per poter corrispondere ai mutamenti che sono nelle cose, gli aumenti delle bollette piuttosto che l'aumento dei generi alimentari. E quindi cosa si prova a fare? Al di là degli interventi sull'IMU agevolata per gli affitti, al di là del bonus energia, che si può usare di più, si può usare meglio, ma esiste. Abbiamo introdotto per la prima volta in Italia uno strumento di sostegno al reddito, il cosiddetto REI, il reddito di inclusione, che per la prima volta in assoluto in Italia consente alle persone e alle famiglie in condizioni di fragilità di poter avere un sostegno al reddito temporaneo, personalizzato. Quindi la politica che non determina le tariffe e non determina il costo del sacchetto bio, perché nella legge non c'è scritto che debbano costare 3 centesimi, ecco, è venuto incontro al cittadino, deve interpretare quella necessità. Lei la chiusura prima che Italo e collega mi strazzino. No, vabbè, mi fa un po' ridere che si dica che il Partito Democratico ha cercato di aiutare i cittadini, perché è evidente sotto gli occhi di tutti che non è così, e da una mano si dà e con l'altra si toglie. Se questo è il meccanismo che è quello degli ultimi 5 anni, i cittadini sanno il 4 marzo come dovranno votare. Oh signore benedetto, siamo già andati. Allora, vabbè, cosa volete che vi dica? Propaganda sui sacchetti, via. Propaganda da sacchetto della monnezza. La trasmissione è finita, vi auguro per chi lo festeggia un buon pane e vino, il bruso alla vecchia, quello che è, e auguro che magari nel futuro venga tolta la tassa sul tricolore, la tassa sul gradino, la tassa sulle invenzioni, la tassa sull'ombra, perché insomma ce ne sono davvero molte in Italia. Io ringrazio Federica Pietrogrande della Lega Nord di Padova, ringrazio Vanessa Camani, deputata del Partito Democratico, ringrazio Paolo Ormesi, presidente di Federconsumatori Venezia. Fate più informazione, magari bussate a qualche porta, perché la gente ha bisogno. Noi a questi 6 politici ci dessero una mano, noi faremo molta informazione, ma purtroppo anche l'informazione costa e noi siamo solo ed esclusivamente... Ecco, è colpa dei giornalisti e delle televisioni. Vabbè, signori, sosteneva a proposito di cui votare il 4 marzo. Torniamo come sempre domani e grazie a tutti i nostri telespettatori, buon pranzo, buona Befana.